Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, stasera vorrei fare con voi un esercizio di logica elementare, o quantomeno provarci, a proposito del bivio davanti a cui sono gli antitrampisti di professione, che è cosa diversa dai critici di singole iniziative trampiane, come può essere chiunque non rinuncia all'esercizio del pensiero critico, compreso chi vi parla, ma gli antitrampiani a priori, ideologici, demonizzanti, che credono che il problema principale del mondo oggi sia l'orco col tupè. Ebbene, cioè per inciso il 99% di giornalisti, commentatori, analisti, twittaroli più o meno pseudo-autorevoli dei no altri. In queste ore si susseguono notizie e o indiscrezioni accelerate, a volte anche contraddittorie, a proposito dello scenario medio orientale. Axios, che non è una fonte banale, sostiene che ci sarebbe un memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran che potrebbe essere firmato. Trump stesso ha detto che potrebbe esserci l'ufficializzazione di un accordo di pace entro 48 ore, o comunque prima del suo stradecisivo viaggio in Cina del 14-15 maggio. Poi filtrano anche delle frenate, delle smentite sia da parte americana che da parte israeliana. Tutto questo è letto con la solita monomaniacale visione sulle contraddizioni e indecisioni di Trump, come se Trump avesse di fronte degli attori razionali e specchiati e lindi, non i gerarchi di uno dei peggiori regimi sulla faccia della terra. Comunque, facciamola semplice. Il bivio è il seguente: o ci sarà l'accordo, allora se ci sarà l'accordo però dovranno quantomeno ammettere che l'arte del deal trampiana non è il titolo di un libro o uno slogan dei suoi sostenitori, è una prassi di successo con cui Trump conduce, piaccia o meno, gli affari internazionali, che addirittura, nel caso ci sia l'accordo, avrebbe ricondotto nel format del deal perfino un attore come la teocrazia totalitaria iraniana, secondo la quale, come diceva il non compianto da noi, forse compianto da loro signori Ayatollah Khamenei, contemplava il negoziato come combattimento e bandiva il compromesso. Queste erano le indicazioni dell'Ayatollah Khamenei, parlando tra l'altro di negoziato sul nucleare. In ogni caso, se c'è l'accordo, se c'è un deal autentico, vuol dire che Trump è riuscito a portare nel suo schema un attore del genere, e vuol dire quindi che ha ottenuto qualcosa di rilevante dal punto di vista della vera posta in palio, che è il nucleare, la possibile bomba atomica in mano agli Ayatollah, o peggio ai Pasdaran, che noi ci ostiniamo a considerare non esattamente un dettaglio, no? Il fatto che un regime siffatto possa avere l'atomica. Se ci sarà l'accordo, Trump avrà imposto il metodo e avrà sicuramente ottenuto qualcosa di rilevante sul merito principale, cioè la rinuncia di questa banda di tagliagole a dotarsi dell'arma nucleare. Se non ci sarà l'accordo, allora, volenti o nolenti, loro signori dovranno riconoscere che aveva ragione Khamenei, che l'Iran si muove proprio in quel senso, che concepisce il negoziato solo come forma di combattimento, al massimo quella forma di combattimento mascherata che è la dilazione, bandendo nei fatti il compromesso, e soprattutto che non ha nessuna intenzione di rinunciare a dotarsi dell'arma atomica. E quindi avranno di fronte l'elefante nella stanza, al netto di tutte le critiche, le imperfezioni, gli errori di Trump. Dovranno pur constatare che un regime che nasce e cresce sulla parola d'ordine terrorista dell'esportazione della rivoluzione islamista, dotato dell'atomica, sarebbe un problema. Peraltro l'Europa, l'Italia, se vogliamo un bersaglio simbolicamente ultra rilevante come Roma e San Pietro, sono a portata dei missili iraniani. Gli Stati Uniti no. E quindi dovranno pur riconoscere, se non c'è l'accordo, che hai di fronte un attore irrazionale, che ha in mente un disegno apocalittico e che è un problema più del temporaneo inquilino della Casa Bianca. Quindi, comunque vada,
Gli antitrampiani di professione dovranno uscire dal loro bigino, dalla loro comfort zone, dal loro pacifismo peloso e ipocrita e sì, finalmente sbattere il muso sulla realtà. Grazie a tutti, a domattina.